Un esponente dell'opposizione ma votato dalla maggioranza. Il paradosso pirandelliano siede anche tra i banchi di Aula Sollano. Così, ieri sera, nell'attesa seduta per l'elezione del vicepresidente chiamato a sostituire il dimissionario Raffaele Sanzo, in scena manovre politiche di alta scuola, si fa per dire. Dopo una seduta ad alta tensione, scandita anche da una breve pausa, la poltrona rimasta vuota dell'ufficio di presidenza è andata al forzista Salvatore Falzone, spinto dalla collega di banco e di partito Giorgia Iacolino, ma senza l'appoggio degli altri azzurri, quelli targati Gallo, che oggi, per bocca del coordinatore provinciale Vincenzo Giambrone, lo invitano a fare un passo indietro. Il blocco azzurro ha votato, così come preannunciato alla vigilia, scheda bianca. Si è allineato anche Calogero Longe, sì, perché il giovane avvocato, appena approdato in aula a posto di Sanzo, non si è accostato alla maggioranza di Firetto, ma ha aderito a Forza Italia. In questo arco temporale io ho intrapreso un percorso politico all'interno del gruppo facente capo a Forza Italia, con a capo il capogruppo Giovanni Civiltà. Per cui sin da adesso io aderisco, a tale partito anche all'interno di questa assise. Falzone dunque vicepresidente di Aula Sollano, ma non vicario, ruolo al quale è stato promosso invece sempre ieri sera l'alfaniano Gianluca Urso, e su questa impostazione di voto c'è stata la netta e dura contestazione di Gerlando Gibilaro, ritenendo la proposta illegittima. Ma torniamo alla scelta di Falzone, perché gli effetti politici non sono secondari. Sul fronte dell'opposizione Forza Italia ne esce palesemente spaccata, ora anche formalmente, così come i ciminiani, almeno in riferimento alle sigle. Salvatore Borsellino, che per qualche ora aveva accarezzato l'idea di essere eletto, ha annunciato di aderire a Sicilia Futura e di lasciare così il PDR nelle sole mani di Nuccia Palermo. Sull'altro versante, il PD, forse non credendo alla scelta di un berlusconiano nell'ufficio di presidenza, al momento del voto è uscito dall'aula. Qualche lieve mal di pancia anche in Alternativa Popolare.